Battaglia di Milano. Kettlebell da 24. Pull pull da 9. E su, ancora una volta giù, non appoggiare i pollici e su, ok, anche voi 5 solo presso di forza, vai, solo di forza, estendo completamente il braccio sopra la testa, vai, 1, 2, 3, 4, 5. vado raga, ok, facciamo più leggera, non mi spiego cosa dovete fare, 7. aprite le orecchie, allora adesso facciamo un lavoro di resistenza alla forza, dovete fare, partiamo tutti con 8 ripetizioni di front e 8 push press, quindi front squat, 3, il push press non è solo di forza, ma 5, caricamento, estensione e 6, sicuramente una difesa sulla testa. 7, Ok? Quindi shoulder press, 8, push press, 9, non mollare. quindi realizzate con la spinta. 10. Spieghiamo. Buona, bene. In teoria, quel lavoro qua lo dovreste fare con poche ripetizioni. Ma le poche ripetizioni sono perché capaci di fare. Vuol dire, ascoltate che questo è fondamentale, perché capite perché si usa i carichi. Non è che noi siamo usati quando si usa il bilanciere, è una cosa che ci diamo lo stesso. Se dovete fare 3 ripetizioni, come indicato alla lavagna, le dovete fare con un carico pesante, pesante per voi, non pesante per il mondo intero. Okay? Quindi se voi avete poca esperienza, venite da poco, avete fatto un po' di esercizi, ha poco senso che facciate. Chiaro? Quindi partite tutti con 8 ripetizioni, che è un volume di lavoro che vi permette di lavorare con dei carichi medio-bassi, quindi è molto più adattato. Se qualcuno vuole aumentare, quando lo dice, lo dico io quante ripetizioni fa. 7, Volete mettere 5 sul mezzo, pian piano si cambiano le regole. 9, Piano. Per esempio, se dovessi fare se uno al centro dovessi fare le 3 rep nelle 4 l'80% del suo carico. Quindi per esempio su un 100 ha senso che lo faccia con 80 kg. Se io al centro lo faccio con 60, 3 rep, non riscaldamento. 6, Ok? Ecco perché si usano i carichi. Perché se dovete fare 3 ripetizioni, la barra vuota 8, non è allenato. l'ultimo 9, Quindi, se vedete che fate poca fatica, 14 minuti avete 7 round. Ok? Quindi partiamo tutti a barra vuota, poi piano piano vi dovete mettere 55, ovviamente, guardate scegli 2, 6, vedete poco. 8 front squat, 8 push press. Se volete aumentare, me lo dite, 10. Noi vediamo. 1. Chiaro? 2. 7 round. 3, 4, Chiaro? 5, Post. 6, 7, 8, 9, 20. Ultimo. Dai, ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
2 minuti e 40. Dai Matte. Facile questa, Willa. Dai Matte. 10 Dai Matte, l'ultima. 8 secondi, fai che sono 2. Fermati, avvicinati col timer. 20 secondi. Stop. Fai vedere comunque la palla via di nuovo, la palla. Ok, buono, può sfruttare. 3, 2, 1.